A nome della città le nostre scuse, le parole con cui lunedì il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, si rivolgerà dalle 11 in municipio alla quindicenne di origine cinese insultata da un gruppo di coetanei mentre con un'amica pattinava sulla pista di ghiaccio in centro. Insomma, sono riuscito a rintracciarla, le ho parlato e la incontrerò lunedì mattina in municipio assieme ai suoi genitori per scusarmi a nome della città per quanto successo. E qui da quando ne aveva 2 ha una padronanza invidiabile della lingua italiana e anche una conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti. La ragazza era stata apostrofata con epiteti razzisti, tra cui sushi, e ha denunciato l'episodio all'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e alla Procura di Venezia, raccontando l'accaduto anche in questo video pubblicato su TikTok in lingua cinese, ma sottotitolato in italiano, nel quale racconta anche il disagio vissuto. 并对我们用极其挑衅的语气说“sushi”。我和朋友选择无视并划开了，以为事情到此就结束了。 Il primo cittadino ha annunciato l'incontro per porgere le scuse dell'amministrazione e ribadire che simili comportamenti non rappresentano i valori della città, esprimendo ferma condanna per l'episodio, definendolo inaccettabile. Per farle i complimenti per il coraggio che ha avuto e la schiettezza con cui ha esposto questo spiacevole fatto che le è capitato. Un fatto che chiaramente non è grave, è una molestia verbale di ragazzini nei confronti di 2 coetanei, però a sfondo razziale perché le prendono in giro in quanto cinesi. E lei è proprio questo che ha voluto sottolineare, non far passare sotto silenzio una molestia dettata dal concetto di razza, di diversità, di provenienza. 无论来自哪个国家，尊重他人。 Mi hanno ferita con le parole, ma spero che quello che è successo serva a far capire che il rispetto viene prima di tutto. La qualità interculturale non si basa su stereotipi, provocazioni e molestie malevole, ha raccontato la quindicenne. 保持冷静并注意安全。